Agli inizi del secondo secolo a.C., il Senato romano decise di fondare la colonia di diritto latino di Aquileia. Popolata con cittadini non di Roma, ma delle città del Lazio, dava così continuità ad un'azione di progressiva espansione verso nord per creare un quadro di sicurezza nei confronti dei Galli, che dalla metà del VI secolo a.C. erano arrivati a contendere agli Etruschi prima e ai Romani poi ampie zone dell'Italia centro-settentrionale. Il grande storico latino Tito Livio ci testimonia come, nel 186 a.C., popolazioni galliche provenienti dal nord erano passate nelle Venezie, occupando un luogo non distante da dove verrà poi dedotta la colonia di Aquileia. Nel 183 a.C. il Senato affidò ai consoli Publio Scipione Nasica, Gaio Flaminio e Lucio Manlio Cidino il compito di fondare la città di Aquileia. La fondazione avvenne 2 anni dopo, nel 181, secondo il rituale classico, con uno dei magistrati che, agitando la frusta con il vomere, trainato da una coppia di buoi bardati a festa, traccia il solco primigenio, cioè il perimetro della futura città, mentre altri 4 magistrati seguono l'operazione. La città venne poi rinforzata con ulteriori assegnazioni nel 169 a.C. come avamposto militare, non tanto per contenere le pressioni provenienti da nord, quanto come base per conquistare la vicina Istria. Durante il I secolo a.C. vennero costruiti solidi collegamenti con l'Italia tramite la via Postumia e poi, nel 132 a.C., tramite la via Annia. Già nel I secolo a.C. si comprende il ruolo chiave che Aquileia aveva dal punto di vista militare. A partire dall'età augustea, diventa asse di una nuova dimensione europea, realizzata con la conquista di ampi territori transalpini, ricchi di materie prime, ma privi di industrie e pertanto costretti ad importare merci. Intensi furono i rapporti commerciali con il Norico, l'attuale Austria, dove avevano sede importanti miniere di ferro, elemento strategico per l'esercito romano, e miniere di piombo controllate dalle famiglie aquileiesi più abbienti.
Dal lontano Baltico arrivavano i nuclei di ambra grezza che qui venivano scolpiti, come pure le pietre semipreziose, per la maggior parte di provenienza orientale e centroeuropea. Dall'Istria proveniva probabilmente la sabbia silicica per la lavorazione dei vetri, mentre venivano esportati prodotti alimentari di pregio come il garum, ostriche, vino, olio, oltre a prodotti ceramici, vetri, manufatti metallici e vesti. Fu il commercio l'attività che determinò la ricchezza e lo splendore della città in epoca imperiale. Nel suo porto arrivavano da altri centri adriatici, ma soprattutto dagli empori del Mediterraneo orientale, quei prodotti di lusso di cui si sentiva la necessità nei territori che facevano riferimento alla grande città romana: spezie, vini delle isole greche, marmi, opere d'artigianato occulto, semilavorati architettonici, opere d'arte, gemme, stoffe preziose, cuoi lavorati, profumi, avorio e manovalanza altamente specializzata. Parte urbana di un sistema portuale più esteso e comprendente altri scali a mare, il porto fu realizzato in forme lignee già in età repubblicana lungo il corso di un fiume generato dalla confluenza degli antichi Natisone e Torre, un corso d'acqua ora quasi scomparso. È durante i primi anni dell'impero che il porto assume una sua monumentalità, diventando vero cuore pulsante, variopinto e cosmopolita della città. Raffinata e imponente opera ingegneristica, scoperta per circa 350 metri, ma in realtà più estesa, si affacciava su di un bacino largo 48 metri ed era dotata di 2 banchine a diverso livello, in modo da poter operare con differenti regimi di marea e anche con imbarcazioni di varie dimensioni. Era dotata di gru lignee impostate su grandi annelloni di pietra d'Istria, che servivano per scaricare le merci e poterle stoccare in un grande magazzino parallelo alle banchine, in attesa di essere vendute parte in città e parte ai mercanti che scendevano ad Aquileia dal nord. Attorno al porto si sviluppò anche un popoloso quartiere di orientali con il loro bagaglio di usanze, lingue e culti, confermato dai numerosi reperti egizi rinvenuti. Diverse sono anche le testimonianze di naucleri, proprietari di navi, che a pagamento si prestavano al trasporto delle merci via mare. Uno stato di floridezza è attestato da molte fonti storiche fino alla tarda antichità, o almeno fino al VI secolo, quando Giustiniano la definisce grande, superiore a tutte le città d'Occidente. Ma già nel 238 d.C.,
interviene una grave crisi e Aquileia subisce il primo assedio, non da parte di popolazioni ostili, bensì dalle sue stesse truppe guidate dall'imperatore Massimino il Trace. Agli inizi del IV secolo la situazione si fa più difficile anche a causa del progressivo impaludamento di ampie zone, sintomo di un diverso modo di gestire il territorio. Scontri, guerre, assedi e invasioni si susseguono fino alla distruzione portata dagli Unni di Attila nella loro campagna militare del 452. Episodio drammaticamente rimasto nella memoria collettiva, non solo locale, ma europea, le cui nefaste tracce sono state trovate di recente anche nel foro. Centro civile, politico, giuridico e mercantile della città, il foro componeva un articolato complesso che in origine comprendeva, oltre alla piazza vera e propria, la platea, un ampio porticato retto da eleganti colonne che introducevano, al riparo da pioggia e dal sole estivo, alle botteghe che una dopo l'altra si aprivano come di consueto sulla piazza principale della città. Si resta impressionati dalla fuga delle colonne con i capitelli corinzi e soprattutto dai grandi plinti che recano, effigiati alternativamente, Giove Ammone e Medusa, allusivi della grandiosità dell'impero e della complessità del mondo religioso romano. Soggetti scultorei anticamente colorati in modo realistico e vivace per potenziarne l'effetto di imponenza. A sud del foro si trova il Decumano Massimo, una strada principale est-ovest che si intersecava, secondo l'urbanistica romana, con il Cardo o asse principale nord-sud. Fu una facoltosa aquileiese, tale Aratria Galla, caso piuttosto raro per una donna, che fece lastricare per testamento questa strada che dal foro conduceva ad una delle porte della città. Si tratta di un atto di grande evergetismo, ovvero una pratica particolarmente diffusa, in cui il privato donava alla collettività i propri beni per ristrutturare strade o edifici pubblici. Il profondo legame che si manteneva tra i romani e i loro congiunti trapassati ci coinvolge profondamente quando entriamo nel breve tratto di necropoli che fu messo in luce una 60 di anni fa. Cinque grandi aree sepolcrali, oggi le chiameremmo tombe di famiglia, consentono di osservare come gli antichi unissero concettualmente e senza soluzione di continuità la città dei vivi a quella dei morti. I sepolcreti venivano ricavati lungo le strade che uscivano dalla città, sia quelle di maggiore percorrenza, sia quelle secondarie, affinché il viandante fosse sempre coinvolto in un progetto di eternità. Si imprime in modo indelebile tra i nostri ricordi la struggente immagine del gruppo statuario in cui una componente della famiglia dei Trebi è seduta su un tronetto in atto di mesto commiato dalla sua anima e di conseguenza dalla vita. Lo stesso dicasi anche per la scritta del sepolcro degli Iulii, nella quale si legge una dedica che rivela l'animo sensibile di un antico romano. A Venusto servo rarissimo, il suo padrone Caio Giulio Trofimo. Alcune superbe opere funerarie finirono poi, anche ad Aquileia, per monumentalizzare le vie stesse su cui sorgevano e per caratterizzarne l'aspetto urbanistico. Ciò è ben delineato dalla ricostruzione del grande mausoleo del I secolo d.C., che si affaccia sull'attuale via Giulia Augusta. Esso si impone per la mole e per l'articolazione della sua struttura,
che culmina in un tempietto che accoglie la statua del defunto titolare, le cui fortune finanziarie sono rimaste impresse nella scelta stessa della sua tomba, un mausoleo, ossia una delle innumerevoli evoluzioni dell'opera funeraria eretta da Mausolo e considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico. Tuttavia sono forse i 2 superbi leoni, custodi aggressivi del sepolcro, che rimarranno nella nostra memoria per la tensione della loro muscolatura, con la zampa che trattiene la testa scannata di una pecora e le fauci spalancate, come deterrente agli eventuali profanatori della tomba. Città dei morti e città dei vivi in costante dialogo. Volgendo ora lo sguardo ad un'altra parte della città, vediamo come le abitazioni private dei primi secoli dell'impero appaiano accostate una vicino all'altra. Superstiti soltanto i pavimenti a mosaico e brevi tratti dei muri perimetrali, una piazzetta con un pozzo e soprattutto alcuni oratori eretti in età tardoantica, piccoli ambienti sacri destinati alla preghiera, con un pavimento mosaicato che doveva trasmettere ai fedeli i principi di un cristianesimo che era ancora in fase di istituzionalizzazione. I rapporti tra Aquileia, la Bassa Friulana e la costa slovena, vista la facilità dei collegamenti via mare e la brevità del tragitto, furono intensi fin dall'epoca romana, quando la grande città nord-adriatica importava dall'Istria derrate alimentari quali olive, oli, vini e pietra da costruzione. Rapporti che continuarono anche in epoca medievale e in particolar modo con Isola d'Istria. Le decime di Isola d'Istria, ovvero le imposte costituite da orne di vino ed olio e staia di frumento, con poppone vennero cedute al monastero delle Benedettine di Aquileia. Diritto che si mantenne anche dopo che nel 1280 Isola ritornò ai veneziani, probabilmente fino alla soppressione del monastero da parte dell'imperatore Giuseppe II d'Austria. La basilica rappresenta il monumento meglio conservato e anche il più significativo della città. È il risultato di un susseguirsi di interventi che trovano le loro radici nel III secolo d.C. A tale epoca, infatti, risale la prima sala di culto documentata da uno stupendo pavimento musivo policromo, per quanto compromesso, la cui simbologia, secondo recenti ipotesi, sarebbe ricollegabile al trattato gnostico di Pistis Sophia. Il pavimento, infatti, descrive il percorso dell'anima
che per ritornare al Padre deve attraversare il sistema cosmologico formato dai cieli planetari e dalle costellazioni. Il vescovo Teodoro consacra il complesso basilicale riorganizzato con 2 aule di culto parallele, collegate da ambienti quali il fonte battesimale e un grande vestibolo o consignatorium. L'aula sud, che si può ammirare all'interno dell'attuale basilica, è arricchita da un grande e complesso mosaico che termina con una articolata scena unitaria raffigurante i passi salienti della vicenda di Giona, morte, passione e resurrezione, che conferisce all'intera struttura un forte significato di salvezza universalistica per tutti. Questo complesso avrà vita solo per alcuni decenni, poiché nuove esigenze di spazio imporranno la costruzione sullo stesso posto di un'altra basilica doppia. Dopo l'assedio attilano del 452 d.C., l'aula sud venne ricostruita e fu edificato il nuovo grande battistero in asse con la chiesa che ancora oggi possiamo vedere. Sarà però il patriarca Massenzio a ridare nuovo impulso alla città di Aquileia e a questa antica basilica,
che verrà ristrutturata in più parti, dandole la caratteristica forma di croce latina grazie all'aggiunta dei transetti laterali e con un'abside e cripta sottostante alla zona orientale. Le devastanti incursioni degli Ungari, nonché il forte terremoto del 998, danneggiarono la basilica che il patriarca Giovanni cercherà di restaurare con l'aiuto dell'imperatore Ottone III. Ma sarà il patriarca Poppone che terminerà i lavori di restauro. Il nuovo complesso verrà solennemente consacrato il 13 luglio del 1031 e dedicato alla Vergine Maria Assunta e ai Santissimi Ermacora e Fortunato, come si può leggere nell'iscrizione dedicatoria alla base del grande affresco absidale, nel quale è rappresentato lo stesso imperatore del Sacro Romano Impero Corrado con la moglie Gisella e il figlio Enrico III. La basilica, dopo il rovinoso terremoto del 1348, subirà un grande intervento di restauro da parte del patriarca Marquardo di Randec, che ricostruirà gli archi delle attuali forme gotiche e il soffitto con la caratteristica forma a carena di nave. La cripta degli affreschi è conosciuta soprattutto per le scene della Passio del protovescovo aquileiese Ermacora e del suo diacono Fortunato, risalenti al XII secolo. All'interno di questa sala, protetto da una robusta cancellata, era custodito il tesoro smembrato tra le arcidiocesi di Gorizia e Udine, dopo la soppressione del patriarcato nel 1751. Accanto alla millenaria basilica si erge l'alto campanile che incute rispetto per la sua imponenza. Monumento difficile da inquadrare, che vide la luce probabilmente ai tempi di Poppone, ma che nei secoli successivi subì numerosi rimaneggiamenti a causa di cataclismi, incendi, fulmini che ne compromisero la parte alta. Oggi tutto questo continua ad esercitare un grande fascino per la bellezza e la raffinatezza degli oggetti che emergono ancora dalla terra, per la mirabile perizia tecnica usata da quegli antichi artigiani, dalle contaminazioni culturali che spesso essi portavano con sé e che hanno arricchito le loro opere, rendendole uniche. Centinaia di migliaia di turisti ogni anno si avvicinano a queste testimonianze. Moltissime scuole di ogni ordine e grado, cittadini italiani, cittadini provenienti da tutti i paesi europei, da quell'Europa da sempre attratta e gravitante sull'Adriatico, da quell'Europa che per lungo tempo si è trovata unita e che le tragedie del XX secolo hanno innaturalmente contrapposto.
Europa che oggi vuole vivere e collaborare in pace nel segno della conoscenza e della cultura per un futuro migliore. Un'Europa che si realizza per gradi, rinnovando fili di antichi legami, con rinnovate tensioni ideali nella coscienza della saggezza di questo percorso. 17 comuni friulani, con Terzo di Aquileia a capofila del progetto, e 3 comuni della costa e del Carso sloveno, hanno condiviso questa visione facendola propria sotto il segno di Terre di Aquileia, riconoscendo a questa città quella valenza ideale di cosmopolitismo, multiculturalità e riferimento spirituale che rappresentano una ricchezza già sancita dalla storia, ma che oggi è fatta propria dal territorio circostante e sentita parte integrante di un disegno che intenda coniugare passato e futuro, tradizione e innovazione, in una cornice di sviluppo sostenibile attenta ai valori ambientali e culturali.